La FAI CISL Venezia ha svolto un ruolo determinante nella ripresa del Comitato Aziendale Europeo CAE alla San Benedetto di Scorzè, nel veneziano. Dopo un anno di pausa dovuto a questioni organizzative, nei giorni scorsi il CAE si è riunito per definire nuovi obiettivi e strategie in uno dei principali siti produttivi dell'azienda. All'incontro hanno partecipato il presidente del CAE, Andrea Pifferi, affiancato dall'associazione no profit Sind Nova e il segretario generale della FAI CISL Venezia per Paolo Piva. Purtroppo assenti i rappresentanti spagnoli a causa dell'emergenza ambientale che ha colpito Valencia, alle quali il CAE ha espresso massima solidarietà. La direttiva europea 209/38/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 113/2012, ha istituito i comitati aziendali europei per promuovere il dialogo tra i dipendenti e le imprese comunitarie e fornire loro informazioni sull'andamento economico dell'azienda e sulle principali decisioni transnazionali. In questa cornice il CAE di San Benedetto si è concentrato su alcuni temi cruciali per i lavoratori e per lo sviluppo sostenibile. Al termine dei lavori sono emersi diversi obiettivi prioritari. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi 3 giorni, ha dichiarato Pierpaolo Piva, segretario generale della FAI CISL Venezia, perché dopo un anno di stop è stato essenziale riprendere il dialogo e coinvolgere tutta la rappresentanza sindacale unitaria, RSU, nei confronti con i responsabili della San Benedetto. Un ringraziamento particolare va a Sind Nova e al suo presidente Claudio Arlati per il sostegno continuo. Crediamo che il CAE sia uno strumento fondamentale per concretizzare le innovazioni necessarie, tutelare i lavoratori e costruire uno sviluppo davvero sostenibile basato sulla collaborazione tra le parti sociali. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.